Siamo con Cristian Boscolo Papo, Chioggia Bike Racing Team SD. Gli chiediamo da dove è partita l'associazione sportiva? L'associazione sportiva nasce dal 2000, noi corravamo in diverse società del Veneto e abbiamo deciso di costituire questa associazione per far sì che i vari atleti chiogiotti corressero per la squadra della propria località, quindi Chioggia. Eravamo circa una decina di atleti il primo anno. Il secondo anno siamo arrivati a circa una trentina, per poi adesso ci siamo assestati a circa 16-17 atleti agonisti. E che tipo di attività fate come associazione? Allora, come attività noi siamo atleti che corrono sia in tre diverse discipline, nella disciplina della mountain bike, della bici da corsa e del gravel. Quali gare avete partecipato come agonisti, ad esempio? Come gare agonistiche, specialmente nella mountain bike, noi partecipiamo a gare anche a livello internazionale. Non per ultima, un mese fa, due miei atleti hanno partecipato alle Gran Fondo alla Capoliveri, che era una gara a livello anche mondiale, dove una gara è di circa 70 km con un dislivello di 2500 metri di dislivello, e la gara può durare anche dalle 5 ore, quindi necessita anche di una grande preparazione. Una su tutte è questa della Capoliveri, però nell'arco dell'anno noi partecipiamo a Gran Fondo o a gare di XC, che sono gare a circuito sempre di mountain bike, che hanno come distanza tendenzialmente la regione Veneto o Lombardia. Per quanto riguarda la gravel, che magari rispetto alla mountain bike e soprattutto alla corsa è una disciplina più nuova, desta interesse, insomma, questa disciplina relativamente nuova? Sì, è una disciplina nuova la gravel, già da 2-3 anni che è iniziata questa nuova attività, sta prendendo piede anche nel nostro territorio, anche appunto anche degli atleti e anch'io stiamo iniziando ad partecipare a gare. L'ultima gara appunto l'hanno fatta 3 miei atleti domenica, sono andati ai Lidi di Pomposa, dove hanno partecipato a una Gran Fondo delle Valli Pomposiane. È un'attività nuova, particolare, che è un mix tra mountain bike e bici da strada, dove appunto l'attività è proprio per chi vuole un attimino staccarsi un po' dal diciamolo tra virgolette, dall'estremo della mountain bike e anche un po' dalla pericolosità della strada, ha trovato questo connubio e questa soluzione. Cosa vi manca come associazione? Allora, come la nostra associazione, dove appunto noi come obiettivo è quello di cercare un attimino di coinvolgere i giovani. Noi abbiamo adesso Gabriele Bergo, che è diventato maggiorenne da poco, che sta svolgendo appunto e sta partecipando a gare anche con buoni risultati, dove però il nostro obiettivo è quello di coinvolgere sempre di più i giovani, che difficilmente ovviamente si affacciano a questa attività, a questo sport, perché è uno sport diciamo anche faticoso, che necessita anche di impegno e di tempo. Ci piacerebbe promuovere l'attività ciclistica anche nelle scuole, quindi volevamo anche capire un attimo anche con l'amministrazione se in futuro c'è la possibilità di promuovere la nostra attività per far sì che i giovani partecipino appunto e siano coinvolti in questa disciplina. Certo. Grazie mille, Cristian Boscolo Papo, Chioggia Bike Racing Team SD.